Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione politica in vista delle elezioni amministrative a Cagliari e premetto subito che al momento in cui registriamo questa trasmissione ancora non sappiamo se e quando si dovrà votare, cioè se ci sarà questo slittamento annunciato, così come sembra molto probabile, del voto per la città di Cagliari. Noi comunque oggi abbiamo altri rappresentanti delle liste e ve li presento subito. Placido Cherchi per IRS Indipendenza Repubblica de Sardegna. L'IRS invece anche questa volta corre da solo e porta il candidato più giovane, Francisco Usedda, che ha solo 29 anni. Placido Cherchi, perché la scelta di questo sindaco così giovane fa parte un po' anche del vostro progetto politico, no? Fare scelte, proporre scelte sempre differenti. Sì, la cosa che probabilmente caratterizza di più IRS dal punto di vista della sua struttura di movimento e di partito è l'età degli aderenti, no? Sono tutti giovanissimi. Io naturalmente non faccio testo, sono in assoluto il più anziano del movimento, no? Noi abbiamo deciso di correre da soli, per usare questa bruttissima frase, no? Correre. Ma però state correndo veramente? Certo, perché non condividiamo nulla, sostanzialmente nulla delle logiche da sempre in campo sul piano della politica. Una città come Cagliari non è una città italiana qualsiasi, è una città che ha tutti i problemi naturalmente delle altre città italiane, ma ne ha altri profondamente specifici, non comparabili in assoluto con nessun altro tipo di città, e noi abbiamo pensato che nessuna delle forme politiche esistenti possa essere in grado di affrontare in pieno queste ragioni della specificità profonda e tentarne una soluzione. Noi naturalmente in una prospettiva di tipo indipendentistico pensiamo Cagliari sostanzialmente come una grande città-stato, cioè la capitale di uno Stato indipendente e che pertanto deve avere tutte le caratteristiche della capitale e della sovranità, no? Delle capacità complessive di autodeterminazione. Ma la cosa, diciamo, più caratterizzante di una città di Cagliari è la sua innegabile, indiscutibile mediterraneità, e non solo dal punto di vista geografico, questo naturalmente è un dato che si compone con tutti gli altri, ma dal punto di vista della sua storia, del suo passato. Noi siamo stati appunto da sempre, vorrei dire, salvo delle parentesi che sono sicuramente le più tristi della nostra storia, siamo sempre stati un nodo del Mediterraneo, un punto di incrocio delle grandi rotte che appunto attraversano il Mediterraneo, e abbiamo alle spalle un passato che ci autorizza, ci legittima a porre la nostra candidatura appunto a capitale del Mediterraneo. Dunque molto interessante questo discorso dell'IRS, fa molta presa sui giovani di cui parlava anche. Allora dove trovare lavoro, Cherchi? L'IRS cosa propone? Ma noi siamo carichi, pieni, no? Riboccanti di risorse negate, mutilate. Sono tutte risorse reperibili sul territorio. Ma non sfruttate, dite voi. Ma non sfruttate, inconsumate, anzi in un certo senso appunto impedite proprio dalla sovrapposizione massiccia di forme capitalistiche di grandi dimensioni. Ma nel micro aziendale, per esempio anche di tipo domestico, no? La piccola industria familiare, noi dal punto di vista della lana, della pelle, del vino, dei prodotti agricoli, delle derrate, le più diverse, no? Noi potremmo veramente mettere in piedi un tipo di economia intanto autosufficiente, ma poi a tal punto qualificata dal punto di vista qualitativo da poter essere concorrente, compatibilmente ovviamente con gli aspetti quantitativi che si tratta di incentivare, concorrente sui mercati mondiali
anche con le grandi sigle, le grandi testate, i grandi nomi e così via. Allora vi chiedo per concludere le motivazioni per cui insomma, si deve votare per il vostro candidato, cominciando da Placido Cherchi, quindi IRS per Franciscus Sedda. Intanto bisogna votare per Franciscus Sedda perché è una grande promessa, è un astro nascente, credo che sia uno degli intellettuali che più ci rappresentano dal punto di vista proprio delle nostre specificità, e perché il programma, diciamo, che Franciscus Sedda ha sposato e messo a punto è un programma che davvero così cerca di risolvere su un piano più alto i problemi dell'isola.